Gli alpini di Venzone utilizzeranno un mezzo particolare per raggiungere la Dunata di Vicenza il prossimo 10 maggio. Lo faranno infatti in bicicletta e per una buona causa. Il gruppo ANA Ottavo Reggimento Alpini Venzone sposa infatti la causa che sostiene l'evento benefico Diabete a ruota libera, pedalata non agonistica ideata e organizzata da CRAD, FVG ODV, Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici, in collaborazione con i professionisti della rete diabetologica regionale e il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia, oltre alla collaborazione di Croce Rossa e Protezione Civile regionale. Gli alpini uniranno l'utile al dilettevole, infatti non potendo partecipare alla 3 giorni, 10-12 maggio, di pedalata benefica del CRAD FVG perché impegnati con la Dunata Nazionale degli Alpini che si svolge a Vicenza, gli stessi di Venzone inforcheranno le due ruote per raggiungere la città del Palladio, Road to Vicenza, indossando la maglietta di Diabete a ruota libera che ha impresso sulla schiena il motto "Il diabete teme chi fa sport". Gianluca Melillo, capogruppo dell'8° Reggimento Alpini Venzone, afferma come direttamente o indirettamente anche gli alpini sono a contatto con persone giovani o meno giovani e bambini che soffrono di diabete. Per questo motivo c'è la voglia di fare la nostra parte. Road to Vicenza si apre il 7 maggio a Venzone con la partenza degli alpini sulle due ruote alla Volta di Vicenza, dove contano di arrivare appunto il 10 maggio. Sono previste tappe a Pordenone il 7, Preganziol, 8 maggio, città natale del capitano Manlio Feruglio a cui è intitolata la caserma che ospita l'8° Reggimento, dove gli alpini consegneranno una corona di fiori commemorativa. Poi Bassano del Grappa il 9 maggio con visita al Sacrario Militare del Monte Grappa. Non mancheranno anche visite ai luoghi della memoria e incontri con i rappresentanti dei locali gruppi alpini.